Terzo atto del girone A del campionato di eccellenza, terza giornata che parte con quello che è un insolito big match. Siamo al centro universitario sportivo di Palermo, di fronte il CUS Palermo di Mister Colombo e l'Unitas Sciacca di Mister Brucculeri, di fronte due squadre che dopo le prime due gare hanno ottenuto lo stesso score, ovvero sia 2 vittorie. Dunque chi vince si porta momentaneamente in testa alla classifica. E il primo squillo, come stiamo per vedere dalle nostre immagini, è per i padroni di casa, con Scozzari, uno dei giovani che si è messo maggiormente in luce nelle prime due partite. Si sposta come di consueto sul sinistro, cerca luce per il tiro a giro, palla che si perde fuori dai pali. Al primo affondo però passa la squadra neroverde ed è un assolo da parte di Mangiaracina, che salta il primo avversario, guarda la porta, scarica il destro, battuto Nasca, in vantaggio la squadra saccense con un altro sigillo da parte di Mangiaracina, il quale poi va a salutare i presenti, i tifosi dell'Unitas presenti sul campo del CUS Palermo. Altro attacco dall'altra parte con Renda che riceve da Scozzari il volo di Pizzolato, palla in calcio d'angolo. Ad un passo subito dal pari dunque il CUS, che qui si deve difendere su un calcio di punizione, lo batte Licata, palla che sfiora il palo alla sinistra di Nasca, che rimane fermo. Altra occasione sempre da palla inattiva, sempre per la squadra ospite, ancora con il sinistro di Licata che prova a pennellare al centro dell'area di rigore il colpo di testa, e Nasca che vola senza saperne leggere né scrivere a mettere la palla fuori dai pali. Su questa azione si conclude il primo tempo con l'Unitas Sciacca in vantaggio per 1-0. Passiamo al racconto dei secondi 45 minuti che iniziano ancora con la formazione di casa in attacco, con il cross di Taormina, la palla che taglia tutta l'area di rigore, nessuno arriva all'appuntamento con il gol, e allora ci riprova ancora in situazione di palla da fermo la squadra saccense. Il sinistro da parte di Licata è ancora una volta fuori misura, ci riprova il CUS a buttarsi in avanti, ma si scopre per le ripartenze da parte dell'Unitas, e allora c'è una prateria per Mangiaracina, chiude benissimo in diagonale Salamone a negare la conclusione dello 0-2, ma pochi minuti dopo sarà ancora una volta la squadra ospite a trovare la via del gol. Calcio di punizione, neanche a dirlo, battuto da Licata, la sua pennellata mancina incoccia sulla testa di Mangiaracina, e il gol del 2-0, un gol per tempo, uno più importante dell'altro, per il numero 11 di Mister Brucculeri, che porta i suoi sullo 0-2 sul campo del CUS Palermo. Una partita che si mette benissimo per la formazione nero-verde, che poi si può anche permettere il lusso di fare giro palla con anche 9 entrati, tra cui Daniello, che innesca, almeno prova a innescare Lod, il quale poi va in percussione centrale da solo, bravo in uscita Nasca. Dall'altra parte il CUS prova a reagire, anche se chiaramente il secondo schiaffo subito non è stato salutare per i ragazzi di Mister Colombo. Qui Nuccio manca l'appuntamento con la porta, ci riprova poco più avanti ancora la formazione di caso, con questa conclusione che si perde abbondantemente sopra la traversa. Un po' più pericoloso il tentativo che invece stiamo per vedere, il sinistro su calcio di punizione di Samuele Tomasino, il quale attende il fischio, parte con la rincorsa, la sua conclusione a giro sorvola non di molto la traversa, Pizzolato la lascia scorrere. E poi c'è spazio per l'ultimo tentativo, ancora per l'Unitas Sciacca, con una delle consuete discese a sinistra di Charles King, il quale serve compagnia al centro, la conclusione che si perde sopra la traversa. Questo è l'ultimo squillo di CUS Palermo. Unitas Sciacca vince, la squadra ospite per 2-0, che mantiene la testa della classifica, 3 vittorie in 3 partite, punteggio pieno, e dalle telecamere e dalla voce di Sportisir è tutto. Alla prossima!